Chi è questo di spalle nascosto dietro Desiree? Ma sei scemo, dai, ma si Chi è? capisce. Ma chi deve essere, Concorso secondo te? numero 249. Ma chi deve È il essere? 249esimo concorso che facciamo. Le ultime l'abbiamo mai risposte fatto. sono arrivate da 36.843 E che hanno persone. detto? Hanno indovinato? Ah, non hanno indovinato, Non hanno due indovinato. soli hanno indovinato. Due soli hanno detto Totino. No, non hanno detto Totino, hanno detto il più bello che c'è per ora in Ah, giro. vorrei sapere le altre risposte, Capito? poi dopo le Bellissimo, chiedo bellissimo, siamo grandi. al nostro centralino. Allora, se tu dovessi fare delle pietanze con il riso, come le chiameresti? Risotti. È risotto, è giusto? Sì. E se ti risolve dei problemi? Ma che c'entra? Qual è il nesso, scusami? Che Non la c'è. pietanza ti risolve dei problemi di cucina col riso. Ma che cosa c'è? Risolto? Risolto! Brava! Oggi la puntata si chiama risolto. C'è arrivata. Ma c'è arrivata come? E È io una cosa che non ha pensavo nessuna che logica. intellettivamente ci poteva arrivare. Non ha nessuna logica, La ragazzi. nebbia, oh mia bella Poi lui parla Madonnina, solo, così. Si che fa te i suoi brilla dialoghi. da lontano. Vuoi salutare, vuoi dire al nostro pubblico come No, si devo chiama? salutare prima, devo salutare le camere che ci riprendono, camere. quella che ci fa il piano 2, quella che ci fa il totale, i primi piani, la camera della cervicale e chi ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni, Lo zio Gianni, senti, guardate. guarda, allora, Hai al pubblico, visto? non credo che al pubblico interessi questo Da dove si inter. capisce che lo zio Gianni è senza capelli? Possiamo- Da dove si capisce? Perché ha la latta del pelato. Allora, siamo una fucina. Siamo proprio Allora, ormai. oggi qui lo sai che sta succedendo qua? Che sta succedendo? Sta bollendo un brodo che abbiamo fatto prima, un brodo Ah, vegetale. un perché brodo che- dobbiamo come fare l'hai fatto il brodo? Pietanze, come hai fatto il brodo? Carota, sedano, cipolla, Oppure, sale. ragazzi, Oppure? c'è sempre quello là, c'è al supermercato, c'è brodo Aspetta, vegetale, vergogna. brodo animale, brodo di Vergogna. pesce. Facciamo una trasmissione di pollo. cucina e mi parla di cose acquistate. Ora prendiamo questa padella. Prendiamo questa padella. Mettiamo a little bit of olive oil. Un po' di olio. Ok. Questo è olio extra. Che cosa? Non lo voglio Questo dire. è ragazzi. olio extra. Extravergine, quindi pudico. Voglio morire queste battute Che di storia. stupido, ma quanto è stupido. E facciamo tostare. Puoi fare Facciamo l'olio tostare extravergine. il riso. Com'è? Lo mettiamo qui, giusto? Sì. E il riso come diventa? Tosto. Tosto. Monello, non lo fare più. Vabbè, Che tosto. allora, quindi, Tosto. stiamo fa- Tosto. Stiamo facendo cosa? Un risotto particolare, Sì, no, giusto? un risotto, sì, stiamo facendo un quindi. risotto. Però vi dico mano a mano una cosa che non farò perché l'avete visto 1000 volte. Cosa? Allora, io sto facendo il procedimento del risotto. Sì, Andiamo a tostare il riso. a tostare il riso. Lì c'è il brodo vegetale. Lì c'è il brodo vegetale. Qua ci sono un sacco di ingredienti. Allora, io sto facendo una quantità di riso che mi servirà per tutte e due le ricette. Ah, ok. Va bene. Questo intanto stiamo andando avanti. A tostare. A tostare. Sì, Dopo che tosta, Sì. cominciamo la Sì. cottura del riso. vai, The Broadway is salato. vai. Quindi lì E abbiamo andiamo. messo, abbiamo detto, carota, sedano e cipolla. Esatto. 1, 2, 3. E E iniziamo. facciamo andare avanti il nostro riso. Dopo che il riso si è cotto, Sì, questo lo spostiamo qua che non ci serve per il momento, questa la mettiamo qui, così, e facciamo cuocere il riso. il riso col brodo. E questo lo mettiamo qui. Da guarda. parte. Questo lo mettiamo qui, sperando che non cada, e mandiamo avanti la cottura del riso. Sì. Questo riso, una volta cotto, Sì. esatto, noi lo aggiungiamo alla besciamella, che non stiamo qui a dire come si fa la besciamella, diglielo tu come si fa la besciamella. No, diglielo tu come si fa la besciamella. La besciamella si fa con un procedimento che si chiama Il- ruggito. non suggerite! Come si fa il roux? Il roux come si fa? Il roux, sì, dov'è Flavio? Perché Flavio se ne va? Chi è Flavio? Flavio se ne va. Dove è andato? Come si fa il roux? Il roux Farina. si fa con la farina E e il burro. burro. Si fa con la farina e il burro. A Si quel fa punto fondere. si fa fondere Di pari peso. di pari peso. Non mi fare confondere, aspetta. Si crea, diciamo, questo roux. Poi si mette il latte Latte. e poi avete fatto la Latte besciamella. Qua caldo, c'è latte Flavio. caldo, latte caldo. Perfetto, a questo punto andiamo a preparare perché questo riso che noi
stiamo facendo servirà pure per fare la ricetta di oggi, che è una crostata di riso. Buona. Come se fosse una crostata. Buona. Però è di riso. E come la facciamo? E poi un Di riso frolla? d'Italia. Un riso d'Italia, che significa? No, d'Italia. Guardi, che vuol dire? I colori, immagino. Brava! Ho visto che c'è... Brava! Ci sono c'è i colori arrivata. della bandiera Io italiana. mi meraviglio quando ci arrivano queste cose. Bene, allora andiamo a fare un soffritto di sola cipolla. Sì. Nel frattempo Così. quello va solo col brodo Ma vegetale, perché sì, giusto? deve cucinare, Solo col brodo non gli vegetale. devi dare confidenza a quello, Ma niente. poi torna, va e poi torna. E qui sta soffriggendo. Prendiamo questa sì. Allora, quindi... Prendiamo questa soffrittina. Senti, ma questa abbiamo detto è sempre la stessa ricetta o è l'altra? No, noi variamo, per ora stiamo cucinando il riso Allora, per fare tutte e due le il riso ricette. ci siamo, ragazzi. Però stiamo il riso facendo la base e per brodo la crostata, vegetale. il condimento per la crostata. Ok, condimento A per questo la punto prenderei la carne. Ma senti, questo secondo te è un piatto di quelli che facciamo bella figura, se Io ci penso sono di sì, ospiti? io penso di E sì. dici, sai cosa posso Io preparare? penso di Facciamo sì. una cosa particolare, Esatto, mai questa, vista, dai, una particolarità. bella da vedere, che Bella- dici? Esatto. E stiamo andando a fare un ragù con la carne. E cosa dovremmo fare? In questo momento non me lo ricordo. Cosa? Quando la carne si mette sulla padella, che Sta deve facendo fare? la reazione di maiale, Meno ragazzi. male, io non lo sapevo. Meno male che c'è lei. Deve arrivare Come vedete a non quanti ho gradi? messo... A quanti gradi, dillo? Ma almeno 180. Anche 200. Come vedete non ho messo né carota né sedano, perché in questa ricetta mi serve, non ho messo né carota né sedano, perché in questa ricetta mi serve più il sapore della carne. Qui come hai visto il brodo si è stretto. Sì, metterei un altro po' E di lo andiamo- brodo. Metterei. Vai, bravo. Aggiungi un altro po'. Sì. Basta. Basta? Basta. Va bene così, chef? Sì, sì. Basta, basta, basta. Adesso lascia che si asciughi. Fallo maiardare un altro po'. Esatto. Così. Poi? Così. Ah, ti volevo dire che ho ricevuto una telefonata. Da chi? Allora, ho ricevuto una telefonata da Gordon Ramsay, che Addirittura? guarda il nostro programma. Veramente? Sì. Dai, Sì, ma che mi dici? ti giuro, e mi ha detto... Ma ti ha chiamato proprio Sì, lui personalmente, e mi ha detto, quando posso venire in trasmissione? Eh? Io gli ho detto, guarda Gordon, Sì? avrei il piacere di averti, ma non è possibile perché è una trasmissione senza ospiti. Perché se ci fossero gli ospiti, che siamo ospedale? No, siamo in una cucina. Vabbè, ma lo potevi invitare. Ma non è che siamo sarà- ospedale, l'ospedale c'è chi sta a mare. Ma che c'entra, scusami, è un ospite illustre. Lo E lui potevi- mi ha detto, addirittura ho imparato a parlare italiano. Sì? Sì, per venire da voi. Come infatti telefonando mi ha detto testuali parole. Che t'ha Vabbè, detto? come sono combinato, posso venire pure io. Non penso La così. voglio venire. Non penso con Capito? questo Sì, accento così è italiano, a occhio e in croce italiano. palermitano. Insomma, dai, è più americano, è americanizzato. E allora abbiamo raggiunto quello che volevamo raggiungere. Sì. Andiamo col pelato. Pelato. Dai. Versiamo. Stai tranquillo, non ci sono peli. Questa non ce la immaginavamo. Ecco qua, guarda. Noi facciamo cucinare, dobbiamo coprire, perché è importante coprire. Vai. Copriamo e lasciamo E andare lasciamo per almeno cuocere. 20 minuti, mezz'oretta. Semplice, semplice. Cipolla, ragù, ma di che era? Di che cos'era? Carne di Carne maiale? di maiale e vitello. Ah, mista. bravo. Carne mista, pomodoro pelato e coperchio. E basta. questo lo lasciamo cucinare. Sì. Adesso chiedimi, tu che sei esperta in cucina, Totino, perché non hai aggiunto i piselli? Totino, ma perché non hai aggiunto i piselli? Era il Perché me momento? lo sono dimenticato. E rimettiamo ora. Oh, capita che uno lo può dimenticare, dai. Ecco qua. Ecco. E qui abbiamo messo i piselli. Quindi, cipolla, Mescoliamo. ragù misto, maiale e manzo. Sì, questo sarà il condimento della crostata, capito? Addirittura Sì, pomodoro, sì, così diamo piselli un po' e di basta. colore. Ecco perché quanto lo lasciamo cuocere Poi, questo? guarda che facciamo. Quanto lo lasciamo cuocere? E questo lo lasciamo cuocere una ventina di Una minuti. ventina di minuti. Che si deve addensare. Sì. D'accordo? E guarda che facciamo. Qui mi serve un altro poco. Il ragù che fa, il riso che fa nel Sta frattempo. cucinando, vedi? Quando il riso sarà pronto, Sì. noi cosa dobbiamo fare? Non lo so. Noi dobbiamo poi mettergli della besciamella con dei Sì. tocchetti di mortadella. Besciamella che sapete fare ormai, l'ha detto pure lei, sa fare pure le figure. Figurati. È giusto? E dobbiamo
impastare parte del riso con la besciamella. Sì. Capito? Ora però noi utilizzeremo questa base di riso, ma quella che ci serve ce l'abbiamo già pronta. Ce l'abbiamo, certo. Certo, e prendiamo, guarda, questa base di riso, perché nel frattempo ti faccio vedere, abbiamo aggiunto dello zafferano. Ok. Che qui io non aggiungo, Ok. però, perché mi serve per l'altra preparazione. Bene, quindi. Però qui si vede che c'è lo zafferano. Quindi il riso questo poi lo metti in frigo, Esatto. lo lasci E riposare si un lascia po'. riposare. Prendiamo la teglia. Dai. Dove andremo a formare la nostra crostata. È rotta? No, che è rotta, questa È rotta. è Non l'ho movibile mai per vista. levarla senza farla Ma come la rotta. fai così? Mentre la fai Ma questa la cosa prego, scappa. signora, la prego. È rotta. Facciamo del buon olio. Una teglia buona Mi prendete, dà ragazzi. un pennellino, grazie. Faccia lei anche i bordi. Vedi, guarda, vedi, manco si può fare, guarda come gira. No. E Non abbiamo allora, neanche una teglia buona, ci abbiamo. e allora, guarda che facciamo. E andiamo a mettere il rice, che nel frattempo vedi che consistenza che ho ottenuto. Sì, Vedi? tutto così un po' duro. Così, così, così. Ora, prendendo una bolla con Ma lo devi dell'acqua- fare questo? Lo devi attaccare tutto, guarda? No, aspetta, No? ci vuole la mano, ci vuole la mano. Ah, la mano. Per cui prendiamo la bolla con l'acqua. Daisy, la nostra mano è rigorosamente sporca. Dai, non è vero. Bagniamo così. E perché metto la mano in acqua? Daisy, spiegalo tu. Perché se no si attacca il riso. Brava. Vedi, e stiamo dando proprio la forma della crostata. Guarda. Ecco. Andiamo a mettere il riso dove ci manca. Eccolo. Qui, per esempio, come faresti con una frolla. Giusto? A questo punto, mentre noi prepariamo questo, diciamo un bel consiglio per i consigli. Consiglio, Posso fare la rima? fai la rima. E adesso che abbiamo fatto il riso e faremo la crostata, consigli per i consigli. Ma che rima è? Ma non c'entra, dai, non dire faccio la rima, almeno preparatela la rima, se poi fai queste figure che non fa rima, dai. E allora facciamo una frittura di trigli, No. consigli per i consigli. Sono della frittura di trigli. Desiree, Allora. il riso continua a risarsi, capito? Nel frattempo abbiamo Quando imbandito facciamo questa più bella cose col teglia. riso, cosa diventa, Desi? Che diventa? Risate. E dai, sono troppo corti queste battute, vabbè. Guarda il ragù che cosa è diventato. Bene, quindi questo era ragù, cipolla, piselli Quello che abbiamo e fatto, pomodoro esattamente. pelato. Adesso io questo lo sposto Sì. e lo metto qua, guarda. E lo metti qua. Perché mi serve uno spazio per fare Quindi, cosa? Per come fare procediamo? questo. Facciamo. Accendiamo. Aumentiamo. Così. La cipolla. Vuoi olio? Sì. Ecco. Olive oil, put inside. Perfetto. E questa la andiamo a mettere in forno. In forno? Però come? Se la mettiamo così, il calore lo fa gonfiare, lo fa... Allora noi facciamo così. Guarda. La facciamo dopo? Certo che la facciamo dopo. No, la facciamo ora, però la riempiamo dopo. Ah, no, scusami, che vuol dire? La facciamo ora? La facciamo ora, non la facciamo dopo e poi la riempiamo. Ma perché anziché dire la facciamo dici facciamo? Facciamo. Ho capito, la facciamo Farcire. ora. Ah, non è voce del verbo farcere? No. Ah, quella la facciamo ora. Prendiamo questa, guarda. Questa e la Sì, mettiamo qua. per non farla così. gonfiare, Brava. ok? Per E la lasciare andiamo questa a forma mettere- così. E la andiamo a mettere in forno. Così. Ok, e la facciamo. Allora. andare. Qui sta soffriggendo e ci vado a mettere, lo faccio raffreddare un poco perché l'abbiamo lasciato un poco in autonomia. Ok. Facciamo, Che ci manca? intanto il riso qui va, Sì, lui va, lui va. e facciamo questi pisellini saltati. Ok. così. Dopo che li abbiamo insaporiti, cosa Sì? facciamo? Non lo so. Li frulliamo. Facciamo. Li frulliamo. Addirittura. Esattamente, siccome sono precotti, ci possiamo permettere di dare questa insaporitura. Quindi hai con fatto proprio così una saltatina. Dammi un con la saletto, un poco di cipolla. saletto, un poco di saletto. Sì, una saltatina proprio perché già sono precotti. Un poco di saletto così.
Così intanto diamo un'occhiata a lui. Una che ci vuole mescolatina. bene. Ecco. Ok, e andiamo a frullare. Questo ci serve, abbiamo detto, per il risotto, il primo, giusto? Esatto, Siamo esatto. tornati là, alla prima ricetta. Riso d'Italia, che è la seconda ricetta. Riso d'Italia che al La momento... seconda, la prima, ma che ci Ma che ne so io? Tanto Al momento riusciamo abbiamo tutte. solo cotto il riso con brodo vegetale. A questo punto andiamo a frullare questi puzzle. Sì. Mettiamoci di là. Ci qua, mettiamo là? qua. Vai. Ecco. Frulliamo, poi dobbiamo farlo riposare un minuto, ma noi Cosa? ce l'abbiamo Già già fatto? L'hai pronto. fatto già? Sì, ce l'abbiamo Ok, già pronto. va bene, non è altro che, diciamo, L'ho passato così. i piselli Poi passati. se volete lo setacciate, tutto quanto, va bene? Allora, i piselli abbiamo detto che ce l'abbiamo già pronti, È giusto? qua. La passata di piselli. Aspetta, vuoi un attimino smettere con questo plurale? Abbiamo detto, abbiamo fatto, ho fatto. Ma perché io cosa ci sto a fare allora qua, scusa? La vogliamo insieme? Com'è? Buono. Ci vuole un po' di sale? No, perfetto. Perfetto. E lo mettiamo qua. Ci tocca fare un'altra piccola preparazione. Cioè? Con questo padellino qui, guarda. Allora, Mettiamo questo, accendiamo, sì, facciamo così. Mi serve a little bit of burro, eccolo. qua così. E questa che Cucchiaio, cos'è? cucchiaio. Quella è panna. Ah, Panna da figlia di mia zia. com'è la panna montata? No, eccoci. Questa invece è la panna figlia di mia zia. Ok, quindi? Quindi come non lo sai? No, com'è? Panna figlia di mia zia che cos'è? E che ne so Panna io? da cucina. E ma cucina, capito? Panna figlia di mia zia. Panna da cucina. La cucina. C'è un certo imbarazzo qui, ragazzi, eh? C'è un certo imbarazzo. Ma allora, veramente, mentre... burro e panna per circa Così. 800.000 calorie. Vabbè, ma dai, queste non sono cose che fai ogni giorno, su, ti prego, dai. Bello. A little bit of salt, Ma non avete non dovete avere paura. così. Ogni tanto, diciamo. Dai, ogni tanto, ma anche i dietologi può lo dicono stare. ogni tanto. Dietologi Lo dicono, dicono ogni tanto, dai. mangiate burro e panna Un giorno insieme. libero. Allora, se tu mangi questa ricetta ogni giorno, è chiaro che poi... ma se tu la mangi una tantum, Una sai che tantum? vuol dire una tantum? Lo so cosa No, vuol non lo dire. sai. Mi stupisco del fatto che lo sappia No, tu, che vuol dire una sinceramente. tantum? No, dimmi che vuol dire una tantum, dillo. Mi rifiuto, Ti guarda. rifiuto. Mi Te rifiuto. lo dico io che significa. Una tantum significa poco, perché una volta tantum, non di più. Capito? Allora, diciamo che concettualmente potrebbe Cioè, anche essere ma sono corretto, un però uragano, proprio, lei non le capisce certe cose. Ma l'analisi, ma diciamo, non è Non è discutibile. fatta per questo. Allora, quindi Ecco, stiamo vedi? facendo E panna stiamo e bollendo, burro. e un poco di burro. Ed è un'altra preparazione che noi andremo a mettere da canto. Nel frattempo, abbiamo la crostata quasi pronta. La crostata è pronta. Questa la mettiamo qua. Andiamo a prendere Vi la ricordate crostata. come l'abbiamo fatta? Allora, faccio un brevissimo recap. Era lo stesso riso, solo che abbiamo aggiunto un po' di zafferano, giusto? È il plurale che non funziona. Però continua. Il zafferano, abbiamo messo lo zafferano, Abbiamo la messo besciamella. lo zafferano, La besciamella per compattarla. Hai messo la besciamella? Certo, Ah, qui non l'abbiamo fatto vedere. e ma la l'abbiamo besciamella, quindi a quel riso cucinato col brodo vegetale, cosa fate? Aggiungete un po' di zafferano E per dare il guardate che è colore successo. e la besciamella, lo mettete in frigo a riposare e Guardate poi... che è successo. A questo punto Ecco. prendiamo il ragù che abbiamo fatto vedere Sì. come è diventato. Guarda. Avevamo già visto, Hai visto come come è farlo, diventato? eccetera. Mi dai un cucchiaio? Ti do Quello un grande, quello grande, cucchiaio. quello grande, quello grande. Dammi quello grande, quello Fa grande, quello grande. confondere, Me lo dai quello ragazzi, grande, me lo ma dai non quello so, grande. non c'è. Non c'è quello grande, dammi quello piccolo, dammi quello piccolo, dammi quello grande. E andiamo a mettere questo meraviglioso ragù. Com'è, Madonna? Com'è? Buono. Buono. Ci manca qualcosa? No. Perfetto. Guarda qua. Una crostata salata. Esatto, una crostata di riso. Riso come te calo ti iso. Lo sapevi questo?
Lo sapevi questo? Sì, lo Significa che il riso lo mangi e dopo un'ora c'è di nuovo fame. È sempre leggero, eh? Per cui il riso come te calotti iso. Adesso Allora. facciamola diventare una crostata. E come la fai? Prendiamo queste fette di Emmental, Sì. così, e andiamo a fare questo, guarda. Una, due, e cominciamo. No, fai le strisce? No, ragazzi, ma che meraviglia, ma che inventiva, ragazzi. Che inventiva, è proprio una cosa mentale. Esatto. È mentale. Niente, lascia stare, io faccio finta di non sentire. No, io faccio finta di non sentire. Va bene, e continuo a ridere, bello è questo. Bellissimo. Meno un cuore. È mentale. Meno un Ma cuore. l'hai capito tu? Chi non la capirebbe questa? Dai. Perché è una cosa artistica hai fatto, no? Quindi io ti ho detto è mentale. È mentale. No, vabbè. Non le date conto, per favore. Ecco qua. Ecco. La regina. Un po' di pepe vuoi? Certo, la regina del pepe non deve mancare. E andiamo subito in forno. Ci siamo? Mi apri il forno? Questo? Per gentilmente. Sì, questo. Ecco. Ci sei? E voilà. Desiree, Allora. adesso facciamo la preparazione di quel riso che ti dicevo io. Sì, ci sono, quindi. Prendiamo, mi dai un cucchiaio grande, un cucchiaio Grande a te, grande. tieni. Ah, l'ha trovato subito, come se l'avessimo preparato. Guarda. Non l'ha mai trovato subito. Se l'era preparato prima, io lo so. Che dici? Sì, che dico. Mi dai invece il cucchiaio e questa. Va bene così? Guarda. Andiamo a mettere questa bella. Quindi. Abbiamo messo la crema di piselli con il riso e cerchiamo di colorare bene il riso. Ecco. Bene. Un altro pochino. Mica odore di piselli, a me i piselli mi fanno impazzire. Sì. Ti giuro. Anche i funghi, sai? A te piacciono i funghi velenosi? A me fanno morire. Ma che mi interessa a me che ti piacciono i funghi a te? Quella dell'Emmental era meglio. E questa la mettiamo qua. Il mentale, l'hai capito? Sì, come no. Non hai detto Prendiamo niente. un'altra bowl. Non ha commentato il mentale. Mentre il riso sta bollendo e noi prendiamo un'altra bowl. Calda. Mettiamo il riso. E prendiamo questa. Salsa di pomodoro? Sì, mi dai un mestolino? No, col cucchiaio ce ne andiamo domani. Grazie. A te. Questa è una buona salsa di pomodoro. Cucinata? Sì, certo. Ah, tu sei quella che le mette crude le cose. Ecco qua. Guarda che bello, un altro poco. Avete capito cosa stiamo facendo, no? E questo qua. Avete capito? Questi qua. Adesso andiamo a Un'altra fare il bowl. bianco. E quindi? Un'altra bowl. Che cos'è che è di 3 colori? Verde, bianco e rosso? Che cos'è? Che è di 3 colori? Verde, bianco e rosso è il peperone che quando nasce è bianco, poi diventa verde e poi diventa rosso con la maturazione. Ecco, allora. E andiamo a mettere quest'altro composto. Bianco, che questa è la panna e cotta burro. con un po' di sale e burro. Mi dai una Marisa? Tieni. Grazie, Gioia. La puoi posare questa Ecco. di là, in cucina. La metto grazie. qua. Grazie, ed è pronto. Vado a prendere un piatto e mi Prendi sa un che piatto, scelgo dai. come piatto quello carré, quadrato. Lo mettiamo qua, Sì. questo lo togliamo, questo mi serve. E abbiamo detto che cominciamo dal verde, giusto? Sì, certo. Mamma che buon odore di piselli, voi sì. non ve lo immaginate. Ma c'è.
Ecco, allora. Aspetta. E poi diamo una passatina così, guarda. Uno. In mezzo ci sta il bianco. Certo. E andiamo a mettere il bianco. Hai capito perché l'ho chiamato il riso d'Italia? L'ho capito, sì, ho detto. Ma vero l'avevi capito? Vero l'avevi capito, non ci credo. E questo... Cucchiaio, fai con un cucchiaio, tieni. Fai con questo. Mi dice pure quello che devo certo. fare. Se non ci fossi io qui Certo, dentro, certo. ragazzi. Questa è la Pazzesco. bandiera che sventola, capito? E poi mettiamo questa di qua, sempre con un cucchiaio, così, 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 così. Ecco. E ci siamo? E ci siamo. Adesso sai che facciamo? Tiriamo fuori la nostra crostata di riso. Sì. Mamma mia! Guarda! Mamma mia, che meraviglia, E guarda. allora stacchiamo qui. Stupendo. E riprendiamo subito dopo che ha sistemato. Dopo che hai sistemato, Ha guarda che hai sistemato. combinato, guarda Io che hai non lo combinato, faccio, io non lo guarda. faccio. E così abbiamo Risolto. Risolto. Abbiamo fatto riso d'Italia. Bello, Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta. Se c'è. Basta secondo me, dai, basta, va bene così. Italia! Mi Italia! spaccate il timpano, ragazzi, E veramente. questo invece abbiamo fatto la crostata di riso. Molto Io bella, devo passerei dire. all'assaggio. Anch'io. E allora facciamo un piatto. Dai, facciamo un piatto. Prendiamo questo piatto, così. Mi dai un cucchiaio. Certo. Avviciniamo questo. Senza scomporre nulla. Io faccio così. Un altro cucchiaio. A te. Certo. Così. Facciamo una mini bandierina, guarda. Esatto. Un altro cucchiaio. Ecco, guarda. L'Italia in miniatura. Quella dove vanno i ragazzi in gita. Ok. E ora possiamo passare all'assaggio. Così, Allora, io farei, prima le assaggiamo uno per uno. Fatti No, tuoi. no, ti dico cosa voglio fare. Prima uno per uno. Com'è? No. Passiamo all'altro bianco. Passiamo a quello rosso. Ora, posso fare una cosa sempre per te, dato che io non posso assaggiare? Guarda. Fai un mix? Guarda, guarda, guarda. E ti ho fatto l'unità d'Italia. Vabbè. Buono. Buono. Perfetto. Buono e poi bello da vedere, no? Bello Se da abbiamo vedere. ospiti. Dai, passiamo al secondo. Passiamo all'assaggio della crostata. Prendiamo uno spelocchino, andiamo al taglio. Così va bene, signora? Ma sì, dai. Mi dai un piatto? Un piatto lo prendiamo, un piatto? Prendo cosa? Questo, la barchetta? Sì, Va sì, bene? Sì, le ho fatto male? No. Ce le provo? Non c'è bisogno. Vai. Questo qui. Pronti? Aspetta, mi sposti questo piatto là. E questo lo posso assaggiare io. Questa è proprio bella, Lo posso ragazzi. assaggiare? Bella. Lo posso assaggiare? Sento una voce così che mi Il disturba. condimento, non prende il riso Non bianco. capisco. Qui dal centro lo devi Che prendere. cos'è? Lo prendi dal centro che c'hai tutta la sua interezza, completezza, complessità. Lo potrei assaggiare questo pure io? Perché no? Ma è così. Ma perché questa voglia di non dirmi a me? Caldo.
Buono. Buono, eh? E va bene, e qui non si assaggia, qui si mangia. Pensa che bella figura. Allora, Vengono gli ospiti posso stasera. fare un altro quiz per i nostri ascoltatori? Dai. Chi c'è dietro la paletta? Se indovinate avrete un grandissimo premio. Chi c'è? Qual è il premio? Il premio qual è? Una Fiat 500 BMW Mercedes. Che dici? Auguri! Chi c'è dietro la paletta? Alla prossima. Crostata di riso. 300 g di riso arborio, 1 litro di brodo vegetale, besciamel, carne macinata, 300 g di pelati, 50 g di Emmental. Riso d'Italia. 300 g di riso arborio, 300 g di piselli da passare, 500 g di salsa di pomodoro, 50 g di panna da cucina, parmigiano e burro.